Una petizione è stata lanciata al primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, al fine di riportare i giochini in piazza Cavour. La petizione può essere sottoscritta andando sul sito change.org. Già oltre 800 cittadini che hanno firmato l'appello lanciato al primo cittadino. Già oltre 800 cittadini che hanno firmato l'appello al sindaco di tornare a rendere più vivibile piazza Cavour, luogo di ritrovo storico dei bambini accompagnati dalle famiglie che si vogliono divertire e nel contempo rilassare un poco. La citazione cita testualmente: esisteva un'area di giochi per bambini molto utilizzata dalle famiglie come luogo di aggregazione per grandi e piccini, che per la sua ubicazione, soprattutto per la sua struttura, resta fruibile tutti i giorni, in tutte le stagioni. La sua amministrazione ha deciso di spostare i giochi presenti sulla piazza Cavour in un'area della Villa Bonfiglio. L'area di Villa Bonfiglio scelta è poco illuminata, lontana da vie di passaggio e scarsamente videosorvegliata e inutilizzabile dopo la pioggia perché i giochi sono posizionati su un terreno sabbioso. La stessa area giochi di Villa Bonfiglio è stata già pesantemente danneggiata dagli incivili che l'hanno resa inservibile ed è stata recintata dal comune perché ritenuta pericolosa. La petizione conclude con un appello al sindaco Firetto chiedendole il ripristino dell'area giochi per bambini in piazza Cavour e la collocazione di un opportuno sistema di videosorveglianza nella stessa area per scoraggiare eventuali danneggiamenti futuri.